Iago Cup Maurizio Kelly al numero 6, Vincenzino Longo con Isaacs al 7, in seconda fila ovviamente, e Icnusa Spritz con Andrea Farolfi, che è l'ultimo cavallo del campo. I cavalli stanno prendendo la macchina, sono tutti allineati in maniera ancora perfettibile dietro l'autostart, che sta prendendo velocità per lanciare i cavalli di questa prima corsa. Ben lanciato dalla parte esterna dell'autostart, vediamo Italia Inda e al suo esterno dopo Italia Inda anche Iago Cup, che però confonde l'andatura e sbotta di galoppo, quindi sbotta di galoppo anche il numero 5. 6 Iago Cup Anche il numero 5, quindi due numero cavalli sono 5, eliminati dal via, rimane Italia davanti Indal Indaco K Bifont squalificato. con Marco Stefani, che riesce a prendere la posizione di testa, di leader davanti a Ideal Rhythm Run con Roberto D'Alessandro, e quando abbiamo i primi 200 metri passati in 16:3. Tranquillamente Marco Stefani conduce, la partenza l'aveva presa relativamente tranquilla e ora però si può distendere al comando quando passiamo davanti alle tribune. Ripeto, in seconda posizione abbiamo Ideal Rhythm Run, poi con numero 8 Icnusa Spritz, cavallo interessante da tenere d'occhio per il proseguo, e poi abbiamo Vincenzino Longo con Isaacs. Quando abbiamo il secondo parziale in 15:5, un 31:8 complessivo, quando andiamo al passaggio successivo con Marco Stefani sempre padrone della corsa con il suo Indaco K Bifont, tende a allungare con una certa spontaneità, poi a seguirlo abbiamo Ideal Rhythm Run. Gli altri fanno un po' fatica a seguire, sono rimasti in 4 competitivi potenzialmente per l'arrivo, perché abbiamo Icnusa Font al terzo posto. Andiamo agli ultimi 400 metri con Marco Stefani che allunga con una grande decisione, quindi forse crea un solco abbastanza importante sulla seconda posizione. Ideal Rhythm Run che cerca di mantenere la seconda posizione davanti a Icnusa Spritz, e poi abbiamo che entriamo in retta d'arrivo e Marco Stefani e comincia così. Scusatemi, ovviamente è un altro giro, è un doppio chilometro, perdonatemi ovviamente. Quindi Marco Stefani davanti, aveva allungato, abbiamo Icnusa Spritz che sta superando Ideal Rhythm Run, e entriamo adesso sì negli ultimi 800 metri di gara, e quindi Marco Stefani conduce davanti a Andrea Farolfi con Icnusa Spritz, mentre arriva anche dalla terza posizione Isaacs e Vincenzino Longo. Le posizioni si cristallizzano mentre perde terreno Ideal Rhythm Run, rimangono sempre 4 i cavalli, gli altri sono ormai distaccati dal resto del gruppo. Prova ad avvicinarsi alla testa Isaacs e un Vincenzino Longo, Indaco K Bifont si appresta ad arrivare ai 400 metri, stiamo per entrare nell'ultima curva. Indaco K Bifont ancora saldo al comando, ma sta arrivando alla sua destra Isaacs che ha affiancato completamente Icnusa Spritz. Icnusa Spritz rimane nella schiena per provare probabilmente in retta d'arrivo a giocarsi le sue carte, sembra ancora molto saldo nelle mani di Marco Stefani. Indaco K Bifont che entra in retta d'arrivo. Indaco K Bifont assolutamente padrone della corsa, dietro di lui Icnusa Spritz, saldo al secondo, si è arreso Isaacs che comunque prende la bellissima terza posizione, quindi vince Marco Stefani. Indico K Bifont per Enrico Montagni e la scuderia Evam Racing, vincono con il tempo a chilometro di 1:18,5 questa corsa al doppio chilometro. Alla seconda posizione Icnusa Spritz, al terzo posto abbiamo invece Isaacs, quindi i numeri: primo il numero 1, secondo il numero 8, terzo il numero 7. Da Bologna è tutto, ridiamo alla regia.